Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo su Flight Simulator X, siamo a Copenaghen, tappa di oggi Copenaghen-Amsterdam. Purtroppo questa tappa l'ho fatta in live, mi è andata malissimo con dei problemi tecnici per un bug nella torre di controllo. Speriamo adesso di poterla fare tranquillamente senza problemi. Siamo con l'A321 della Scandinavian Airlines e niente raga, siamo pronti per questo volo nella speranza di poterlo completare nel migliore dei modi. Adesso dobbiamo fare l'antigelo, stanno arrivando i macchinari. Intanto vediamo un aereo coreano, un 747 che è pronto a partire, cioè pronto a partire, sta rollando. Bravo, bravo, mi fa piacere. Niente, non ho potuto fare il discorso dei bagagli perché con questo aereo mi dà un problema aprire le porte per i bagagli, quindi ho preferito evitare per evitare altri bug. Periodo un po' sfigato con Fly. Adesso prepariamoci un trattamento per togliere il ghiaccio dalle ali. Confirm aircraft is ready for treatment. Ok. We begin treatment now and observe fluid type 3. Concentration at 50%. I will call you back when ready. Guarda lì che belli. Andiamo a sistemare le ali dell'aereo. Ok. Commencing push. Due to icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brakes set. Iniziamo il push cats. Sono 342 miglia. Cominciamo a settare tutto. Ok. Perfetto. Ok, stiamo rollando. Un po' di aerei qua parcheggiati. Il tempo per il momento è accettabile, anzi più che accettabile. C'è un po' di vento ma nulla di preoccupante. Rallentiamo un attimo che è meglio. Qua abbiamo questo furgoncino che sta rompendo abbastanza i maroni. Ok, se ne sta andando per fortuna. Per chi ha seguito la live stavolta deve andare bene, se no veramente mi girano i maroni. Raga, siamo pronti a partire. Da Copenaghen Center per Amsterdam Center Schiphol. Obiettivo spaccare i culi. Stavolta ce lo dobbiamo fare ragazzi, Non possiamo fallire. E non falliremo. Dai Beppe.
Ok. Ok. Ok raga, siamo partiti. E adesso iniziano tutte le operazioni comandiane. Stiamo salendo bene. Stavolta non ci saranno errori, non ci saranno problemi. Ok. Sarà un volo di 2 ore contando tutto. Ok. Perfetto, dai che siamo in bolla, siamo in bolla. No, più che altro è successo in live che la torre di controllo si era buggata perché ho provato a cambiare la pista di atterraggio e mi ha dato praticamente questo errore che non riuscivo più ad atterrare. Dopo sono atterrato, mi è venuto fuori un, come si dice, un atterraggio abbastanza del pifferos. Ok. Ok, sali, mantieni 200. 280 la quota di crociera per questo volo, non una quota alta, ma è un volo rapido, quindi non ci interessa. Eccoci qua. Ragazzi, è raggiunta la quota di crociera 280. Madonna, c'è veramente tanto vento. Clima un po' così, però stiamo andando abbastanza bene per il momento. Me lo godo sto viaggio. Ragazzi, mancano circa 100 miglia. Non siamo lontani da Amsterdam e speriamo bene, figli. Voglio fare un bel atterraggio senza problemi. Guardate ragazzi, scenario molto innevato, molto freddo. Stiamo iniziando la discesa per 160, avvicinamento 36, ILS 36C. Vai raga che ci siamo. Oggi spacchiamo tutto, ma nel senso buono del termine. Ragazzi, ci siamo. Il localizzatore c'è. Scusate se sono arrivato direttamente a 9 miglia, però non volevo fare errori. Guardate che tempo che c'è ad Amsterdam, c'è pazzesco, la sfiga prosegue. Quindi sarà anche a livello di frame rate duro da sostenere, perché ci sono tante nuvole purtroppo. Infatti vedo che fa fatica un po', pazienza. Non prende che deve andare giù il porco. Purtroppo quando ci sono tante nuvole, che però che sfiga, ormai una volta cielo sereno, Dio Cristo. Ok, sta andando anche giù. Stavolta è andata ragazzi, vedi se non cambi se non fai i vaneggi va. Ok. Mo ci siamo. Ok, beh anche guarda, non avrei mai fatto l'annullamento del coso.
Eccoci qua. Poi l'aeroporto di Amsterdam è super trafficato. Dai Beppe, dai. $500. 500. Dai, 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 dai. Salvo maneggi come indiani, è andata. Salvo i vaneggi come indiani, ci siamo. 200. Ok. 100. 50. 30. 20. Retard 10. Ok. Perfetto, o quasi, insomma, dai, comunque è andato bene questo. Ok. Raga, siamo arrivati, il volo è andato bene, dai, per fortuna, un saluto al comandone veneziano, e alla prossima con Flight Simulator. Ciao!